e la Sicilia diventò potente. Con lui si modi più vicino all'Oriente. E in tale strade tante voci strane, parole greci, ebrei, arabi e cristiani. Non si capiva niente fino a quando lo re desi la voce e mi subbanno che ogni poeta via puoi dare con la lingua dello popolo, con la lingua dello popolo, o volgare. In te giardini di Palermo, chini arberi e di ciuri, unni non passa mai l'inverno, nasce la prima poesia d'amore, e st'amore scritto in dialetto, nasce du cori e di lo petto, passò lo tempo e piano piano sta lingua diventò italiano. Nei giardini di Palermo, chini arbori e di ciuri, unni non passa mai l'inverno, nasce la prima poesia d'amore, e st'amore scritto in dialetto, nasce du cori e di lo petto, passò il tempo e piano piano sta lingua diventò italiano. Salve a tutti, per me questa sera è un onore essere qui e per questo ringrazio il professore Ingardia, per il quale nutro una grandissima stima. Tra le due poesie che potevo declamare ho scelto quella che più sentivo mia, anche perché come all'autore anch'io adoro il mare. Il titolo è Di Siu di Mari. Tegno, incassato, do petto, grandi Siu,
chi si perdi, ntarda massa maestusa, mari, d'un nipotini imbriacari, saziannomi di d'antichi sapori. Troppo presto finio naucia stagioni, tutto oramai s'accorsa a vista d'occhio. Di sta vita chi si mi va correndo, vutanno l'occhi ad abbanna l'uccello. Scorrino come oscima ricordi di picciritti, nichi, voci e corsi, mentre spuntava a prima volta umani, che mammiscao usando li so duri. Ciarchi, patetti e nonnoli, a conchiglia mi canta, a lavoro magico di mari. Grazie. Gentili signori, buonasera e benvenuti a questa serata di presentazione del volume di poesie del professore Giuseppe Ingardia intitolato Una stanza grande, prodotto dalla edizione Trepano. L'autore, giornalista pubblicista, cultore di tradizioni popolari siciliane e propugnatore di poesia e dialetto siciliano. Ha al suo attivo tantissime partecipazioni come componente di giuria e concorsi letterari ed è direttore responsabile del periodico Epoca Nostra. Prima di entrare nel vivo della presentazione dell'opera, mi piacerebbe cedere la parola alla padrona di casa, la dottoressa Silva Goiana, per un saluto. È un mio grande onore avervi qui stasera, soprattutto per fare un coro, un applauso al nostro caro amico. Per certo non sono qui io la padrona di casa, ma spero che sia la poesia la padrona di casa, perché se siamo ancora qui riuniti è perché c'è qualcuno che ama la poesia. E la poesia, come stavo scrivendo, già che non ho avuto modo e tempo di poter scrivere, ma mi prometto di rifarlo, già che sono bombardata però di moltissimi impegni, ma nel mio cuore stavo riflettendo chi è il poeta. E tra le righe della poetica del Serra notavo proprio questo: il poeta è del mondo ma non è sostanzialmente del mondo. Delle volte siamo strani noi poeti, perché se oggi sono qui è perché veramente anch'io amo la poesia e quindi stare accanto a dei poeti, stare qui per poter parlare ancora di questo suo libro, che è Una stanza grande, che ospita, perché forse è così grande, tutti i poeti e la poesia, penso che non sia da poco. Tra le altre cose forse questa è tra le ultime occasioni di riunione in questa sede, che noi dell'Accademia Grandischi ci trasferiremo in un'altra sede, e quindi mi ricordavo oggi, proprio come all'inizio dell'inaugurazione dell'Accademia, lui era accanto a me insieme a Provveditore Leone, quando abbiamo anche pubblicato e presentato il mio libro di poesie e diversi poetici e non solo. Quindi diciamo che è quasi alla Hegel, potremmo dire, un inizio ed una fine che coincidono. Quando una stanza così grande, perché lui è umile, parla di stanza, ma lui ama l'infinito, nel suo cuore ci sono versi poetici che vogliono aprirsi all'infinito, che vogliono aprirci all'infinito, e questo poeta non è insieme agli altri poeti di questo mondo. Penso che principalmente il suo messaggio, altri parleranno di più, io soltanto volevo riflettere su quella vacca a mari, che anche se io non sono molto brava a leggere qualcosa in dialetto, che il poeta è come una vacca a mari. A sputo vento di uomini veni. Noi dovremmo essere tutti un pochettino così, cercare di capire da dove viene il vento, anche perché poeticamente parlando non solo, tutta la creazione, perché poi alla fine anche si parla di un sogno
che ha dato l'inizio a tutto, ma di questo voglio che ne parlerà poi qualcun altro. In questo sogno che vede l'inizio al tutto sta l'amore poetico che il creatore ha avuto per ciascuno di noi. Penso che lui sia il primo poeta, lui è il primo artista che ha creato figlioli, artisti e poeti. Se abbiamo voglia di un pizzico di fantasia, un pizzico di leggiadria, un pizzico di spirito, dobbiamo ricorrere ai poeti, dobbiamo ricorrere agli artisti. Prego, qui c'è un posto. Prego. Sono conferma che tutti possono stare seduti. In questo piccolo cuore della nostra Trapani, un benvenuto ai nostri ospiti. Quindi stavamo riflettendo brevemente, cerco di essere veloce perché non vorrei rubare troppo tempo. Chi è il poeta? Perché oggi è così importante in un'accademia che ci sia questa riunione per presentare un libro di poesie? Perché delle volte tutto si fa per cerimonia o per prassi o per abitudine o soltanto perché è un amico, ma lui oltre che essere un amico, è giornalista e quant'altro, è un poeta. Perché è così importante il risveglio della poesia in noi? Perché chi ci ha creati, chi ha creato queste nuvole, questo cielo, questo mare che tanto ci ammalano, è un poeta. Potremmo noi non avere anche un po' di poesia se colui che ci ha creati è pur lui un poeta, pur lui un artista? E beh, arrivano anche i figli di poeti. Abbiamo bisogno di incontrarci in tutte le occasioni dove la poesia vuole regnare in questa città, dove la fantasia e l'arte vuole continuare a regnare in questa città. E proprio come dice il nostro poeta ed amico Giuseppe Ingardia, questo poeta è una vacca di Romare che ascolta il vento di dunne chi vede e cerca di mettere strade piscignali versi duci che rasserenano il cuore, che danno serenità al cuore. Cioè il significato lo sentivo, lo conosco, quindi che asserenano il cuore. Cioè oggi vogliamo ascoltare questo invito, dimentichiamo i problemi là fuori da questa porta, vogliamo ascoltare l'invito di un vero poeta che vuole che ci rassereniamo il cuore. In questi tempi così difficili la poesia vuole creare un angolino di pace, un angolino dove ci possiamo abbracciare tutti, perché qua c'è anche un'altra parte. Quaglia tutti li meglio sentimenti, abbracciando si staranno umanità. Ecco poeta e una barca sopra umani comincia un sonno principio di tutto. Quindi non possiamo non ascoltare questo invito, perché siamo qui per celebrare questi veri sentimenti da poeta che quagliano. Certe nostre espressioni dialettali penso che l'italiano non le può dire. Ecco perché anch'io mi sento onorata di essere siciliana, di essere cresciuta in questa terra che sa accogliere i miei sentimenti, dimenticando quelli brutti fuori da questa porta, fuori dalla nostra vita, fuori da tutto quello che ha a che fare con l'essere umano, perché chi è veramente umano, chi rispetta il vero poeta, chi rispetta il vero artista, sa guagliare cose buone e cose poetiche, come appunto il nostro caro amico ed artista Giuseppe Ingardia ci consiglia. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Silvia Guaiana per il suo intervento. Il progetto letterario La Stanza Granni è stato sostenuto e incentivato dal poeta Nino Barone con la sua casa editrice Trepano, edizione Trepano, che invito a intervenire per delucidarci su questa lavoro del professore Ingardia. Buonasera a tutti, un caloroso benvenuto anche da parte mia, grazie per il
professore Ingardia mi ha prospettato il desiderio di pubblicare un libro delle sue poesie in siciliano e non potevo, come dire, non affiancarlo in questo suo progetto, in questo suo cammino, ma non solo perché è il direttore del mio giornale Buca Nostra, bimestrale di cultura e società, ma perché ritengo il professore Ingardia sia una autentica colonna della sicilianità e questa sua ultima fatica ne è una valida testimonianza. Si legge peraltro tutto in un fiato questo libro, quindi il mio complimento al professore Ingardia, che devo dire il suo lavoro svolge il suo lavoro anche all'interno della redazione con molta passione e la sua attività è un'attività autentica, vera, sincera verso la Sicilia e verso la poesia. E voglio ricordare a tutti i presenti che il professore Ingardia ha, si può dire, prefato i volumi di tantissimi poeti di questo lembo della Sicilia. Quindi grazie a tutti voi e buona continuazione. Amore mio, ti voglio bene, l'occhiozzi di mia figlia su sirene, chiami la figlia mia che sempre piange, vuole far tu la naga, mezzo l'arrange. Specchio dell'occhio mia, tacci d'arancio, che manco un tesoro, io ti cancio. Figlia dell'arma mia, facciuzza bella, la mamma dava affari, una che già una che già
ogni ci stanno i nobili e i signori. Ora s'aggiumisi la figlia mia, guardatemi la voi, Magi Maria. Dicevo, penso che sia inevitabile una grande emozione nell'ascoltare questo canto, che forse è il meglio che possa esistere da quando esistono i canti popolari in Sicilia, e soprattutto interpretato da una Rosa Balestreri che, per chi la conosce, penso che non bastino le parole da spendere per la sua bravura, per quello che ha rappresentato la sua voce, per quello che hanno rappresentato, rappresenta ancora i suoi canti di rabbia, di amore, di natura, tutto quello che vogliamo. La prima volta che a Benisa Grazia che da Cusuzza legge a Compinna mi passa di mangiare le distanza e di passare a vita assai più linda. Mentisi, lo padrone di Romunno, vedendo gli occhi grandi, vero un canto, se ancora l'Italio io mi confondo, la contentezza mi finisce in pianto. E mi cercava, quasi chi sapesse, con la teniendo petto, scitta scitta. L'occhio se vede solo stavano fisse, che meraviglia se teniano scritta. Da lì c'era lo cielo, netto netto, lo mare di bonanza, a macchia d'olio, lo firmamento, tesoro e diletto. Fu cielo, mare, stille, senza ambroglio. Pare che tutto torna allo suo posto e s'arresetta a chiana alla scurata. Lo vento che pazziava la finisce di ciuffoliare arbore e creature. Lo sole a leggio si vampurga da solo suo letto senza rosi e ciuri, e l'orizzonte si sfuma di colori, pur rosso fuoco e arancio, come a dire domani vi aspettate tempo buono, considerando sto rosso di sera. E sì, buon tempo è malo, si diceva, non dura tutto tempo, crede a mia. Non dura tutto tempo, crede a mia. È pure vero, canotto e sopra mia. Si scatenano giona e lande, e giove, come tempiuzziare la rodria. È storia di ogni vita buona o persa, vedere l'uomo assai spesso in tempesta. Scarica la testa in Maria quando arriva a fine della via, cade l'orgoglio con tutte le braccia, s'astutano i lampi a fuoco lento, sospira e in cielo vola alla scurata. A questo punto è il momento di entrare nel vivo della presentazione dell'opera. Ceduto la parola ad Alberto Barbata, che ha curato la prefazione del libro e alla fine dell'intervento ci reciterà pure una poesia. Grazie.
Vedete, questa sera sono oltremodo contento perché vedo una sala piena di poeti, le migliori voci del trapanese sono qui presenti, e poi tutti quelli che amano la poesia. Non dico nome perché sono conosciutissimi, non c'è motivo. E presentare un libro è come portare un bambino al fonte battesimale, è una grande responsabilità. Ma io conosco da sempre Pino Ingardia, i Pini veramente sono due, qui c'è nell'altro, qui sono tutti parenti, sono tutti presenti, gli amici, hanno voluto onorare questa sera il nostro amico e soprattutto gli ospiti, la signora Guaiana, che è stata simpaticissima, e credetemi, è veramente una forte emozione. Qui tutto sprizza poesia, dopo questa voce appassionata di Rosa Balistrelli, dopo questo videoclip sulla Sicilia che abbiamo visto, eccezionale, bello, ma è tutto scritto. Comunque io giustamente non posso ricordare, e credo che sia giusto che legga qualche cosetta. Dicevo io a Pino, alla fine del mondo cosa ci salverà? Un verso, una poesia che racconta la storia di un uomo e della sua terra. Così sembra dire Ingardia nella sua nuova fatica Una stanza grande, scrivendo della natura e della missione del poeta. D'altronde nel passato dell'uomo dall'antichità classica sono salvati pochi versi, pochi scritti che sono stati tramandati fino ad oggi. Ma il poeta che cos'è? Dice Ingardia: piange e soffre con lauci e pillauci. Il poeta sogna, dice l'autore, e cerca di tenere i piedi nella realtà, anche ascolta e condivide con gli altri dolcezze e pene di una vita troppo breve. È un uomo che non si dimentica del passato e poi ragiona e fantastichia, dice Ingardia, sul presente. È un protagonista degli anni che passano e del presente. Gli uomini non sono verdura fresca che si scioglie al giorno e si comincia subito, non c'è tempo per dormire o dalle arie, dice Ingardia. Ingardia ha una fertilità attualmente altissima, ha scritto 2 libri nel giro di un anno. Il poeta deve stare attento alle cose del mondo, deve sapere guardare in profondità. Ingardia scrive in lingua siciliana, una lingua antichissima, e di essa ne tramanda lemmi e sottigliezze con una fine conoscenza dei mutamenti nel tempo, fino al tempo di oggi, senza uscire fuori, seguendo in maniera naturale l'evoluzione, non lasciandosi troppo contaminare dai passaggi volgari causati dall'imbarbarimento della società. E il poeta ancora canta: pur si inconcio a mare una bottiglia e scrive alla buona, non perdete niente, né onore né vittorie. Raffigura il poeta con una grande barca in mezzo al mare e conclude affermando un principio filosofico antichissimo: e un poeta che una barca sul mare comincia solo un principio di tutto. Il sogno degli antichi dei, l'origine dell'uomo dai presocratici alla filosofia platonica, il sogno come rivelazione di un'entità ultraterrena. Al poeta, risvegliandosi presto al mattino, sbampano i versi come sciamme, ed anche se gli anni passano pur non sono più giglio, il verso dà felicità, la campana ne intona un risveglio. L'autore crede nei suoi versi come creature proprie dove inserisce i suoi ricordi e le sue speranze e li incita a volare senza alcuna paura degli ignoranti. Dare eternità, dare eternità ai suoi versi, spera Ingardia, avendo fiducia estrema nella memoria e nell'infinito. E il cuore di questa nuova opera di Ingardia è occupato infatti sensibilmente dai ricordi, dalla memoria. Il poeta vi si inoltra affondando il bisturi, scavando con terribile mano nella stanza grande dove la sua famiglia faceva vita quotidiana. La stanza grande esiste. E credere mi ha creato una forte emozione ascoltare questi versi e ripensare a questa stanza dove si faceva vita la famiglia Ingardia, faceva vita quotidiana, dove i colori dei muri sono ancora vividi nella mente, verdi, rosa, azzurro, ancora verdi, teneri, come acqua risurgiva. Ed alla fine si chiede poi le promesse non sono state mantenute, i conti non tornano alla squagliata della Cina. E in Casuzza continua il colloquio con la madre, già iniziato il record armonie.
dico precedente, un colloquio vivo e palpitante che non lascia spazio se non alla maritudine della vita. Che cosa si domandava la madre del poeta nelle sue lunghe chiacchierate da sola nella casuzza costruita al mare? Sembra di ascoltare lettere di Quasimodo, dove l'autore sembra assalito dal tormento di chiedere, come in lettera alla madre, da un tono più diretto, dove l'autore sembra assalito dal tormento di chiedere di non aver potuto parlare per lungo. Si contenta mia, l'usaggio picca, assai feci pittire. Parlava su la premacia d'estate, così come hanno fatto per secoli le madri siciliane afflitte dalla miseria, dalla morte, dalle pene familiari. Il poeta si interroga ed ha paura quasi di disturbare la solitudine di questa donna che non trova pace. È la storia della donna rosa che andava riciuppando alivi e spighe all'acqua sul vento, storia di una disperata spiritualatrice che andava chiedendo una pagnotta di pane ai suoi 7 figli. Ingardia è uno studioso del folklore siciliano, a cui ha dedicato diversi saggi di libri e riviste. Nella sua opera poetica ha inserito diverse composizioni piene di grande fascino per il legame con i problemi del sociale, dell'emigrazione, dei modi di vita, dei costumi, della vita minuta e quotidiana dell'uomo siciliano. L'arrivo del padre, emigrante dalla Francia, in Chillottata, è esemplare, fa rivivere un periodo difficile della nostra storia, il dopoguerra difficile e amaro, ricco soltanto di miseria e fame. Il ricordo della zia Vincenzina che con il suo matrimonio tardivo si unisce all'odore del fieno e alle vendemmie del mostro Asprigno, ai grappoli rubati nella vigna alla strazzata, odori antichi, sapori perduti ed un palato ormai disabituato che si risvegliano improvvisi insieme a un brusio di mare. Quando il poeta si accorge inesorabilmente che troppo presto finì la stagione, tutto oramai si accursa a vista d'occhio di sta vita che se ne va correndo, mutando l'occhio da banda all'uccello. È un flashback cinematografico nel quale scorre l'odore della vita che non perdona. L'incanto di un momento felice, allorquanto al poeta mettono tra le braccia chi sareggiano una pinna. La figlia appena nata si unisce alla filastrocca dell'odore di pane fresco appena uscito dal vecchio forno, sentimento del tempo dimenticato ormai a causa della massificazione imperante. Le filastrocche di Scala Scalita si uniscono alle linee nanne, come nella linea nanna Pacicota, capolavoro di storia antropologica della famiglia nel paese perduto, dove ritorna un'eco antica. A Borbò, figliuzza mia, una pace cura mia. Ogni parola evoca un ricordo della Paceco perduta. Acqua di fronte, tanticchia d'anzolo, bello bianco, solo in solo. Le tradizioni non costruiscono per l'autore un buon rifugio consolatorio, ma sono il motivo di ricerca nel sottosuolo per ritrovare le lunghe radici della nostra vita, per scavare e infine uscire fuori di nuovo allo scoperto in un manto di neve perenne, bianca, dove prevale la luce. Ed è questa luce che cerca Ingardia e che gli fa dire: come paesi avi rariche cornute, li tiene in cuore pinzando addomani, abbraccia stretto e gelosi figli sono sparsi in mondo tentati a sbagliare. Eterno destino dei siciliani, costretti da sempre all'emigrazione, anzi oggi nel tempo della crisi, ad un'emigrazione di nuovo polio. La sua penna di cronista non tralascia di porre in alta considerazione i fatti della società, gli eventi più o meno crudeli e miseranti che trasferisce nella poesia e non ha mai tralasciato di conservare in un cantuccio della sua anima sensibile. Dalla fine atroce e terribile del giovane Sarino Gardiggio alla strage di Pizzolungo, dalle teorie di cronaca Ape e Ruspi a Broccoli e Sciuri, il suo attaccamento al territorio è evidente. Non dimentica facilmente la sua gente piena di bisogni in un mondo assatanato di storture, dove alla fine arriva uno scirocco d'aspi che tormenta il poeta, che cerca invece di fermarlo. Abbonanza d'anticchia ed invoca la pioggia, l'acqua che deve pulire le ordure del mondo. Un posto particolare occupano nella poesia di Ingardia le composizioni di ispirazione religiosa, una visione cristiana della vita, un'auspicata redenzione in una nuova invocazione del poeta che sogna il passaggio della Pasqua, con le colombe bianche e il ramo d'olivo, mentre un suono festoso di campane irrompe nell'aria, cancellando i simboli dell'odio e del male. Ma all'interno di questo gruppo di poesie si scorge ancora una volta il suo amore per le tradizioni, in questo caso di religiosità popolare, da qualunque luci e bianche a riscatto effimeri,
Il paesaggio è attraversato da vecchie e nuove volte della memoria, da credenze antiche e nuove, con la ricerca della pace, della buona volontà. Un popolo minuto e laborioso dove prevale sempre la figura della madre regina della casa. Signor Russo, facete con tempo quanto a busca ordinare papà. Scrive infatti Gardia che i poeti sono bianche colombe che portano a Gesù bambino animo puro, dando la caccia ai moderni erode, eterni ammazza bambini. Vissuto nel dopoguerra povero in ansia e nel dolore dei morti e dei sopravvissuti, il poeta assorbe i racconti delle madri, delle donne e dei soldati, in attesa tremenda. Mandami se può una cartolina, se vuoi mi andrò in paradiso, ma se non ci trovo te non entrerò. E lui non tornò più. Oggi chiedono ancora i suoi figlioli, andò davvero o no in paradiso? Perché nel mondo si combatte ancora. E il ringraziamento del poeta all'acqua, all'aria, al sole, al vento e a Dio, che crea l'universo, è dominato dalle canzoni popolari. In questo caso è indimenticabile Rosa Balesce che abbiamo ascoltato poco fa, dove sempre osannato il lavoro e la povera gente. Canciano i tempi, canciano le stagioni, cantò Rosa con tanta raggio e amore, e sempre amaro o pane di frumento, picchitti che travagliano a boccone. Ma Natale è tutto l'anno, conclude il poeta. È Natale ogni volta che lotti, zemmola alcuno spera più. È Natale ogni volta che condanne, gli scomunicati abituati a tenere gli scarsi alla strania, dove sente il suo sentimento politico della società. Conclude il libro di Gardia una piccola raccolta di composizioni satiriche, dove il presente d'Italia di oggi, con le sue incongruenze e la reciosità tipica del collievo dello split, dove il territorio è presente con la storia della truspa assassina, nel decadimento di una società immorale da basso impero dell'antica Roma. Ma Gardia ha fiducia nella memoria, come salvacondotto per l'eternità. Racconta le non tradite memorie della sua vita, i personaggi che hanno inciso nella sua anima, dalle figure svanite familiari a quelle degli incontri che hanno bisogno di non rimanere evanescenti nuvole nel passaggio sulla terra a noi tanto cara, come direbbe Marcello Mastroianni. E in questo viaggio attraverso il teatro della memoria avviene l'incontro di Gardia con le figure che hanno segnato il percorso della sua vita, come la madre chiusa nell'eterno dolore per la perdita del figlio amato, ancestrale visione della donna mediterranea alla quale la morte preclude ogni speranza futura, ogni rinascita, una chiusura nel buio della solitudine. Diceva Corrado Alvaro, questo grande scrittore calabrese, mediterraneo, che i pensieri, gli affetti, i dolori di ieri vengono avanti nella memoria come violenze e ingiustizie. E metto a piangere di cose accadute molti anni fa, come il cane vagabondo che sogna. Eppure ripensare al passato mi dà un piacevole dolore, la sofferenza per cose che mi fecero soffrire è inconsolabile, ma dolce, perché non alle cose penso più, ma al dolore che mi hanno dato e che ho sopportato. E questo è il destino del poeta di fronte alla vita che travolge, e questo è il messaggio delle poesie di Pino Gardia, voce alla ricerca, anima nuda in un mondo spietato che conosce ormai solo il dolore. Continuiamo adesso con una serie di poesie tratte dal volume La stanza grande. Iniziamo con Chi nuttata. È un ricordo di vita vissuta, vera, forte, intensa, con un finale che non voglio aggiungere altro. E poi lasciare parlare il professore Gardia con i suoi versi. A declamarci la poesia sarà un altro poeta, il professore Vincenzo Adamo. Lo porto da presso per consolazione. Chi nottata? Mi pare fossi ora da nottatazza quando mio padre in Francia tornava. Che vento, acqua, lampi e tona di brutto. E Nicaretto, io tutto scantato, aveva lo scoperto, cercava resetto. Erano tempora di caristia, quando puntozzi pani
all'universo di travagliare per giornate sani, caschina scassata, e io sono perso. E se i mucchi che avevano a mangiare in casa erano tanti, capitava di rifora a trovare fortuna. La tua famiglia la devi a sostentare. Ma così mio padre finì in Francia, spaccando linea tra Boscora scuri, sperando di mettere di lato l'Ulive. Ma tornavo presto, un nato fortuna. Si ritirava con c'è punta dal re, rotto un rinocchio e una di re. Da notte non posso scordare, lo freddo e la fame tagliavano a ferri. Dissimo un tuppolione all'opportuno. E vostro pace, disse mia maggiuzza, fa raccomando, abbrazzatelo tanto. E non ho piangere dopo vi consiglio. Aveva ragionito, spuntavo mia pace con un sacco grande che io non vidi mai. Chi mi portasti, pa? Disse mio frati, che aveva appena fatto 4 annuzzi. Un gran sacco di dire che c'è. A volo ci arrivò un grande impolone che a facci si ci sbugliava per re. Altro che abbracci, che vasi e pirouette. E fu l'inizio di un'educazione discutibile, tanto bella non è, quasi normale per dei tempi nivoli, ma ora nudo capisci quello che è. Passiamo adesso a un'altra poesia. Rievoca i pensieri che la madre del poeta verosimilmente faceva in quella casuzza. E l'editore, nonché il poeta Nino Barone, che ci reciterà la poesia a casuzza. Parlava sola mia madre d'estate, quando appegnata Liorna contava per anno arrivasse presto il momento di venire a mare e stare con me. Da così la sua età, sua santità, ci dava allora tanticchia di pace e senza fare un gesto sconcicare, dopo partita a carte siciliane, con le mie figlie Nigaretti Duci, ci piaceva durare da casuzza, d'ogni moglie divota addolorata assisti amara croce di mio padre. Come crescia la curiosità di giacere in gelogni chiacchiariate che sentia fare convinta, con cui più rati sani e tanti voci in coro. Io stavo attento a non fare chioscuscio, ma avvicinava per tentare buono, ma non capia niente, non saccio come. Se poi ci addomandava rispondeva, che dice Pino Amati, non c'è nudo? Mece sicuro sogno, mai fu sola. E parlava ancora aperto, di le sue muste, con amici e parenti. Alle volte dopo volata in cielo, dalla mia testa c'è studiavo fisso. Parlare ancora guida, assai più spesso, magari in sonno, per dire, come va? Se succede l'arma mia si sciazza e domani si contenta di mia. Lo saggio, picca assai, fece pettia. Ti voglio bene, state in pace, mamma. Adesso una poesia d'amore per la sua terra, questa amata Sicilia che nonostante le piaghe che quotidianamente l'affliggono
rimane nel cuore del poeta, tanto che, come lui stesso dice, diventa il più piaciuto se si arraggia. E dalla voce del poeta di Maltese che vi proponiamo E ancora canto. Buonasera a tutti. Devo fare una piccola, mi devo confessare. Sì. Anche se poi vi dico perché sono contento questa sera. Ma ho fatto un cattivo pensiero a casa mia. Quando Pino mi ha mandato questa poesia e mi disse che dovevo recitarla, io mi sono chiesto: ma perché? Ma perché colpa mia? E allora disse: perché forse pensa che io so recitare, no? Non sono io un attore. No, allora è stato perché sono un amico. Ma non è possibile, perché amici guardi quanti ce n'ha. Vuoi dire chi me la mannavo per farmi dire? Dire come si fa la poesia, non chi devi fare tu, che sono fidenzia. E allora sono contento, disse, perché invece vedo che ce ne sono altri, e quindi quel messaggio forse è stato un cattivo pensiero. Sicuramente sì, no, perché non l'avrebbe mai fatto per questo. Allora, e ancora canto. Puro s'incoccio a mare una bottiglia, io canto questa terra che è selvaggia, diventa più piaciusa, si s'arraggia. Io canto questo mare meraviglia, ricco di frutti e pisci e senza vento. Canto lo vecchio, onico che si sveglia, s'appanna all'acqua e se ne hanno vento. L'umea è canto d'amore a tutti loro, che si compone su frenno e pignano, che se son nave è un nave colore e la sampedde doi di tutto l'anno. Sbommico verse di pace, vita e amore, nimme scutate dalle tempe antiche. Canto la vita cui gioia e dolore misuranno le parole e le fatiche. A testa vascia come un zappatore, un corchitto verse donne bene bene, saccio che le ricchezze supportente si venno dopo saluti e serene. Canto che come è un pretendo niente, e zappo e canta e chianto e sempre zappo. Sti versi alle michiaie fanno di tappo. Adesso non c'è bisogno di particolari presentazioni, il microfono direttamente al festeggiato. No. Se io ci do la parola invece a Alberto Barbata, perché deve leggere anche lui la poesia che gli era stata assegnata. Il compitino c'è da No, giustamente il libro, il titolo è Una stanza grande. Questa stanza esiste ed è a Pacino. È la casa del borsaiolo. È una casa piccola ma piena di affetti, di ricordi, che chiusa ormai. Nella sua solitudine rappresenta lui, sua sorella, sua madre, suo fratello scomparso tragicamente e questo suo padre che era un gigante. Allora è giusto leggere questa poesia, Una stanza grande che è piena dei colori popolari, come si vuol dire, insomma, in un tempo perduto, ed è rimasta intatta. Quattro mura per ricordi, tempi nivoli in toppamerra, scialate e magarane, festini tu amici e parentato, pattiate, ballate, zitate e sociamente piccano alle pari, alla squagliata da Cira
sull'uneglia arrestavano dall'occhio, 4 modi di ricordi, 20 rossiniole, impicciate, scavosciute, freddo ghiaccio sulla carne da carne, una mano scitta, nauta e promesse, tante promesse, mantenute, scusate, 4 mura dei ricordi virti di rosanzolo, ancora virti, come acqua risorgiva, nozente all'alba della vita che chiudono poi e giorna, promesse, lastime e promesse, mantenute, scusate. All'ultimo si fanno i conti e spesso, troppo spesso, più bello non tornano. Allora, fin da ragazzo in verità ho avuto modo e penso anche la fortuna, oggi lo dico da ben veduta, di essere pressoché costantemente a contatto con tanti poeti popolari e dialettali, orbitando nel territorio di Paceco, che è il mio paese natio, da Serafino Borcasi a Guglielmo Castiglia. Non ho conosciuto Giuseppe Borcasi nelle sue opere, anche se in tanti sostengono sia stato il migliore in assoluto dell'Interland addirittura. Borcasi e Castiglia, dicevo, che spesso facevano sfoggio della loro ars poetica nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, ma soprattutto con Castiglia, grande amico e compagno di lavoro di mio padre, che andavo spesso a trovare nella sua abitazione di Via del Sole, ai tempi in cui il poeta campagnolo biciclettista era ancora in funzione con la inseparabile e inossidabile 2 ruote della Seconda Guerra Mondiale. Devo dire che in effetti rigettavo quasi le loro recitazioni, che mi sembravano neni e litanie da tormentoni. Poi con gli anni, leggendo sotto altra luce versi, contenuti, ritmi, cominciai invece ad apprezzarli, scoprendo gradualmente la loro valenza e la loro rabbia recitativa, che suonava da autentico riscatto per la classe operaia, ma non solo. La svolta decisiva al mio innamoramento per le poesie in lingua siciliana innegabilmente mi fu data quando, ai primi approcci con un giornalismo rudimentale quanto sperimentale, l'indimenticabile colto amico William Malestra, delegato dell'Azione Cattolica di Paceco, insieme ad un poeta dialettale locale, allora alle prime armi, Michele D'Aleo, di Medici Scarpe e Quasetti, inaugurarono la rubrica Cosuzzi Nostri sul ciclostinato Il Nostro Taccuino, divenuto in seguito, con il passaggio di mano da parte di William, Il Nostro Taccuino. Cultura e poesia in dialetto erano ovviamente i pezzi forti, una rubrica nella quale successivamente, nel segno della continuità, fui lieto di mettere tutto il mio impegno. E quello fu allora soltanto l'inizio. Mi sembra opportuno annotare ancora che da sempre, a proposito del siciliano nel territorio pacecoto, anche certi studiosi scrivono di parlata pacecota, cosa che condivido perché i riscontri negli anni sono stati tali e tanti che oggi si può sostenere a ragione che esiste davvero questa parlata pacecota che si distingue su tutte nella nostra provincia per pulizia di linguaggio e pressoché inesistenza di cadenza, di strascico. Una poesia dialettale che, se scritta, viaggia speditamente verso una coeneda tanto auspicata ma da pochissimi studiata, e nella quale credo anch'io, ovvio dunque che i miei versi partano dal parlato pacecoto scritto per chiarezza di tutti, evitando al massimo desueti vocaboli e ricorrendo alla semplicità espressiva più comprensibile per tutti. Sappiamo di quell'Italia paese di poeti e navigatori, affermazioni che calza benissimo per la mia Paceco, terra di poeti e lavoratori. A loro dedico questa pubblicazione, unitamente a mia madre Vitina, a mio papà Serafino, a mio fratello Salvatore. Tragicamente scomparso a soli 23, attraverso
attraverso le cui sofferenze si è plasmato il mio personale percorso di vita. A mia moglie Giovanna, a mamma, ai miei figli Vitallo e Serafino, che stanno vivendo purtroppo in lontananza, Veneto e Inghilterra, le mie attuali stravaganze letterarie o presunte tali. Grazie di cuore al mio editore poeta Nino Barone, grazie infinite al mio ritrovato amico d'infanzia Alberto Barbata, che ha curato la prefazione alla mia sigiloge con trasporto e competenza critico-letteraria insuperabile. Non ultimo, il mio immenso grazie all'amico artista e pittore e scultore Giovanni Bevilacqua, autore del bozzetto di copertina e degli altri bozzetti inseriti nella silloge. Un tocco d'aria di vera arte che impreziosisce il mio lavoro, che auspico venga ben accolto da amici e presunti tali. Ovvi ringraziamenti a Lorenzo Gigante, Terra Nostra, Alessandro Bambinella, Massimo Galuppo, nostro Pippo Baudo, riveduto e corretto, i poeti che mi hanno onorato recitando temi liriche, la dottoressa Goiana e coniuge Lauro, che ci hanno messo a disposizione questo tempio dell'arte. Grazie naturalmente a tutti gli intervenuti che mi hanno onorato della loro presenza. E chiudo tornando sul perché di questo libro di poesie in lingua siciliana, ricordando le parole di un certo Nelson Mandela, tanto per non citare sempre Buttita. Parlare a qualcuno in una lingua che conosce permette di arrivare al suo cervello, ma parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il suo cuore. Allora, la nostra serata volge al termine. I ringraziamenti li ha già fatti il professore. Io mi ero segnato una definizione di poeta ieri nella realtà anche. Ascolta e condivide con gli altri dolcezze e pene di una vita troppo breve. È un uomo che non si dimentica del passato e poi ragiona e fantastichia sul presente. È un protagonista degli anni che passano e del presente. E ritengo che il professore Ingardia con questo volume ne abbia dato pieno titolo. Tanti amici questa sera, moltissimi, sono venuti ad onorare il nostro amico Pino Ingardia, e c'è anche il sindaco di Paceco, il dottor Gino Martorano. Io lo invito a due parole. Buonasera a tutti. Intanto io dovrei essere offeso perché in quanto Pacecoto tu hai preferito la signora Goiana alla nostra biblioteca e sei venuto qui a presentare il tuo libro. No, questo per dire che resti invitato a fare un'altra serata a Paceco e così anche far godere i nostri concittadini di quanto si è detto e si è letto questa sera. Comunque solo per complimentarmi per questa tua nuova opera che dimostra sempre questa tua grande sensibilità. Io ci tenevo a venire perché praticamente sono legato a Pino da un'antica e sincera amicizia. Lo trovo sempre disponibile quando lo chiamo e collabora alcune volte anche con l'amministrazione comunale di Paceco, per cui a Di Maiora sempre e grazie Pino. I ringraziamenti li ha fatti già il professore. Vi ricordo che il libro, per chi volesse, è a disposizione in tavolino lì, e vi lasciamo con un ultimo video musicale curato da Alessandro Bambinella, La chiamo Sicilia di Taberna Milanzis. Così come la feci la madre natura, quando l'uomo
donna ancora era tutta sopra, la Sicilia fu misa ai 4 venti, Scirocco levanti, Maestro e Ponenti. In sta terra che tutto crescia, senza che nudo non ti piantava, l'Uddio du cielo che tutto vedia, ci tese il fuoco e montagne di lava. La fece a 3 ponti con sole davanti, unni compari a mattina all'oriente, splendenti di giorno come perle e diamanti, e la notte china di stigi lucenti. La chiama Sicilia, ma è terra africana, la chiama Sicilia, ma è terra italiana, la chiama Sicilia, terra d'autunno. Ma per mia è il centro del mondo. Ci misi montagne di fuoco e la neve e l'acqua di sciume per levare la sede, il profumo da terra, du mari e di giuri, e l'estate e l'inverno non cambia colore. E il mare che attorno ci gira come un anello di verde smeraldo, la bacia ogni giorno, mattina e la sera, la rinfresca di notte per studiare il caldo. Di lo scirocco che arriva un momento, sopra il mare che scende in chiana, tutta la forza e la spinta del vento alla chiama Sicilia, ma è terra africana. La chiama Sicilia, ma è terra africana, la chiama Sicilia, ma è terra italiana, la chiama Sicilia, terra d'autunno. Ma per mia è il centro del mondo. E vidro du mari e posi nero come